Radicchio di Verona IGP si differenzia dagli altri radicchi innanzitutto per questa forma ad ovale che assomiglia e ricorda un cuore. È un prodotto con un sapore leggermente amaro ma molto delicato e si presta ad essere utilizzato in 1000 modi in cucina. Per essere IGP deve essere o seminato, trapiantato tra il 20 di luglio e fine agosto. Viene raccolto poi dal 1 di ottobre, quindi quando cominciano ad esserci delle escursioni termiche che danno a questo prodotto questo rosso intenso e questa croccantezza.